Allora, siamo sempre virtualmente a Sottomarina, Chioggia, Isola Verde, ma anche la zona poi del Delta del Po, ma sostanzialmente siamo qua in studio, ai noi. Vicepresidente, sicurezza nelle strutture, investimenti importanti, ma anche molti alberghi che si sono dati da fare, nonostante, come diceva il Presidente, non ci siano queste agevolazioni, non ci sia neanche il bonus 110% e tutto per rimettersi un look innovativo e accattivante. Qual è la situazione? Una cosa sicura è che noi comunque vogliamo in tutti i sensi comunque ripartire con la stagione. Sappiamo benissimo che c'è un inizio, c'è un termine, ci sarebbe anche un durante, ma speriamo insomma, che i nostri ospiti possano visitare Sottomarina anche nella bassa stagione, come anche Chioggia. Ecco, quindi ecco, noi ci siamo, quindi ripartiamo. Cosa abbiamo fatto nell'anno scorso, negli anni precedenti? Insomma, sembra che il Covid abbia passato abbastanza tempo, invece è stata solamente di un anno. Ma veramente sembra un secolo. Purtroppo sì, quando spesso si ricorda, purtroppo abbiamo anche i telegiornali che spesso ci inseriscono all'interno anche nei dati con un po' di confronti dei mesi precedenti, ma speriamo, mi auguro che la situazione, insomma, ce lo avremo un po' tutti, possa presto tornare normale. Ecco, cosa abbiamo fatto noi? Noi come alberghi abbiamo attivato il protocollo accoglienza sicura. Questo protocollo è un protocollo che abbiamo condiviso con Federalberghi Nazionale in una riunione in cui abbiamo partecipato a staffetta io e anche la vicepresidente, la presidente del Consorzio per la promozione turistica Lidi di Chioggia, 8 ore. In 8 ore abbiamo stilato un documento da presentare al governo, 8 ore di un meeting online, esattamente, era un sabato. Me lo ricordo bene perché è stato 8 ore dove però si è parlato di una cosa importante, l'aspetto della salute, l'aspetto della sicurezza. E abbiamo stilato questo documento in questo meeting che è stato presentato al governo, che poi è stato approvato e abbiamo applicato presso le nostre strutture. Attraverso quale? Attraverso il metodo della formazione e informazione. Faccio un piccolo passo indietro, il famoso decreto 81 del 2008, la sicurezza sui luoghi di lavoro per quanto riguarda i dipendenti, abbiamo fatto una cosa simile. Abbiamo fatto molte riunioni, molti meeting via Zoom con i nostri associati, dove abbiamo appunto illustrato il protocollo che è stato presentato al governo e quali erano le misure da attuare e da mettere in campo. Quindi abbiamo fatto diversi incontri, diverse riunioni, dove abbiamo anche proposto con un gruppo di acquisto di acquistare in stock tutti quanti quei dispositivi appunto per evitare la diffusione e il contagio del Covid-19. Un aspetto molto importante, un altro aspetto importante è che siamo stati in contatto, ma lo siamo tuttora, con i vertici dell'azienda sanitaria locale, proprio per cercare di dare una maggiore sicurezza a quello che è alla pandemia. Quindi ecco, i nostri ospiti, quando approderanno nelle nostre strutture, avremo sicuramente una sicurezza in più, perché è una cosa che ci teniamo noi come albergatori, ma anche come diciamo cittadini italiani. Una cosa importante è quella che andremo ancora diciamo così, a riverificare le nostre situazioni così, insomma, di dispositivi di protezione individuale, quindi anche di sanificazione. Esatto, andremo ad implementare ancora di più per avere una maggiore sicurezza. Questo ci insegna sicuramente in un modo di lavorare che è un modo molto più attento. E sicuramente che i nostri cittadini, insomma i nostri clienti, e che speriamo anche di averne di più, approderanno nelle nostre aziende ancora più sicure del 2020. Questa è una cosa che posso garantire. Ma voi adesso, a prescindere, si avvicina anche la Pasqua peraltro, certo non siamo al mare, in acqua, non siamo nordici, però uno magari dice stacco, non so dove andare, vado a Sottomarina, vado a Chioggia, mi faccio un weekend, magari uno che non è qua della zona, ma è anche di Treviso, che Verona o che altro, invece che andare all'Agave, al mare, trova gli hotel aperti oppure no? E sempre, allora lo diciamo senza sapere che i provvedimenti che verranno presi dal governo, perché potrebbero stravolgere tutto e di più, speriamo assolutamente di no, però se restassimo gialli, se tutti i provvedimenti che si fossero in un certo modo, voi potete aprire, ma potete recepire il 50%, 40, 30, 60, un po' come gli hotel termali, oppure no? Come funziona la cosa? Visto che il dottore ha detto che la frequentazione delle spiagge fa bene anche alla salute, ci sarebbe un po' questo nesso. Ma allora diciamo, i nostri alberghi sono pronti, quindi appena insomma, si potrà partire, ecco, saranno pronti per ripartire con la stagione, anche con la bassa stagione. Non abbiamo nessun limite di capienza. Ovviamente per quanto riguarda soprattutto, ecco, c'è un'eccezione da fare sulla parte della ristorazione interna agli alberghi, ecco, là abbiamo delle limitazioni,
dove appunto, che si trovano all'interno del protocollo nazionale per quanto riguarda la ristorazione. Faccio degli esempi: il distanziamento di 1 metro tra i tavoli, al limite non più un massimo di 4 persone, al limite, se non c'è questo distanziamento, un plexiglass che separi, diciamo, le persone non conviventi, familiari. Insomma, le persone. Esatto. Anche magari, ecco, un'altra cosa molto semplice è anche l'accesso negli ascensori, dove appunto c'è un numero massimo limitato di persone solamente se conviventi. E quindi anche queste informazioni disposte all'interno di tutte le nostre strutture sui vari piani, dove appunto si fa cenno a questa cosa. Quindi limitazioni per quanto riguarda i posti letto, insomma, non ne abbiamo, per cui ecco... Anche perché poi voi sostanzialmente giocate nella stagione calda, dove speriamo che, come sempre, noi, paese affacciato sulle acque del mare, siamo graziati dal Covid. Quindi, sì, questo è vero. Insomma, dati alla mano, ecco, anche per quanto riguarda l'anno scorso, si è visto che durante il periodo estivo diciamo, questo contagio sembra venga un po' a ridursi, quindi i numeri si abbassano sicuramente. Quindi ecco, un vantaggio sicuramente le temperature estive elevate, però una cosa che teniamo noi è soprattutto anche lavorare fuori dalla classica stagionalità. È quello che assieme al Consorzio di Promozione Turistica di Chioggia stiamo proprio cercando di fare, quindi di aumentare la nostra stagionalità anche nei mesi limitrofi a quelli estivi, perché abbiamo visto che anche durante la bassa stagione, e sono stati anche gli episodi dei weekend scorsi, insomma, Sottomarina soprattutto nei weekend ha una buona risposta dal punto di vista turistico. Questo infatti è giocato a vostro favore. L'anno scorso, perché poi se ne è dibattuto tanto, è stato visto in diversi termini, il bonus vacanze che era stato istituito ha funzionato nel vostro territorio oppure no? Perché c'è chi l'ha visto bene, male, chi diceva che era complesso, ci sarà o non ci sarà, non sappiamo ancora, però com'è andata? E prospettive per la nuova stagione? Sì, allora, diciamo l'anno scorso il bonus vacanza da noi non ha avuto un gran successo. Allora siete in linea con il resto dell'Italia. Sì, però io credo e sono convinto che è stata un'opportunità sprecata. Perché dice questo? C'è opportunità per il Paese, per chi poteva fruirne? Un'opportunità per le aziende, perché è la funzionalità della riscossione molto semplice, è un'opportunità che diamo anche alle famiglie di venire in vacanza da noi. Quest'anno, come si parlava, aveva la scadenza al 30 giugno. Vediamo se c'è la locandina dalla regia, se possono mettere in onda la locandina del bonus vacanze. Comunque ti prego, continui. Un emendamento alla legge Mille Proroghe proprio di un paio di giorni fa, un emendamento ha spostato il bonus vacanze al 31 dicembre 2021. Eccolo qua. Questo quindi vuol l'ha dire, protratto sostanzialmente. Esatto. Questo vuol dire che anche quest'anno si potrà utilizzare il bonus vacanza per venire a fare le ferie da noi a Sottomarina, e noi come associazione, le nostre strutture, ci stiamo adeguando per ricevere proprio tutti gli hotel di Sottomarina, speriamo, possano fare l'utilizzo ai clienti. Perché deve essere la struttura di ricettività che non è obbligatorio. Esatto, però che consente, perché molti dicevano che non hanno trovato, non da voi, in generale, in una discussione a livello nazionale, non avevano trovato strutture tutte le strutture che accettassero questo bonus vacanze. Sì, le confermo. Poi bisogna fare anche, perché su l'ISE dovranno farlo tutti praticamente. No? Esatto, le confermo questo perché è una situazione che è venuta a crearsi un po' anche nella confusione della pandemia stessa che noi abbiamo vissuto l'anno scorso, però oggi come oggi, a mente fredda e esaminando bene la cosa, l'abbiamo esaminata anche come struttura nostra di Federalberghi, consiglio direttivo, è attuabile tranquillamente, è molto semplice la riscossione, perché va in detrazione poi ai nostri versamenti che facciamo di tributi, sicché le nostre strutture alberghiere a Sottomarina, e mi rivolgo ai telespettatori e a chi vorrà fare le vacanze nella nostra splendida città di Chioggia, Sottomarina, Isola Verde, ma anche nel parco del Delta del Po, insomma Rosolina Mare, venite pure che noi accettiamo i bonus vacanze e sarete ben accettati e avrete anche dei trattamenti anche di privilegio, specialmente se utilizzate la Fidelity Card nostra. Ecco, questa è la Fidelity, si vede anche che però viene data dal momento in cui uno entra nella struttura. Viene data al momento che uno entra, o può essere fatta anche tramite online al momento della registrazione, perché noi, sempre come diceva il dottor Paolo Nale, ci stiamo attrezzando anche per il check-in online,
cioè per non avere più per agevolare, insomma, esatto, effettivamente. Sì. Abbiamo già cominciato con un test nella stagione scorsa e abbiamo visto che ha avuto un buon riscontro. Quindi la possibilità di dare la propria documentazione online, ecco, ha anche una velocità, si chiama appunto fast check-in, anche una possibilità veloce durante il momento di check-in del cliente. E una cosa che voglio aggiungere, ecco, per quanto riguarda il discorso fatto dal Presidente sul bonus vacanze, ecco, con un gruppo di strutture stiamo lavorando, ecco, diciamo, per far crescere il turismo, se ne accrediteranno anche tante altre, ecco, prenotate, venite a Sottomarina, dateci la caparra, ve la restituiamo, se dovessero esserci delle situazioni di chiusura date dal governo, quindi la prenotazione è garantita e anche la caparra vi verrà restituita. C'è un gruppo di aziende che sta lavorando su questo, che hanno già aderito, stiamo coinvolgendo anche le altre. Quindi, facciamo l'esempio, una persona dice, si avvicina la Pasqua, ipotizzando, anche se è abbastanza alta, che possa esserci bel tempo e tutto, però non so che cosa deciderà il governo, perché se ci fa lo scherzetto che ci tiene chiusi anche stavolta fino a Sant'Antonio, a parte che non abbiamo neanche ponti, controllato e verificato, non ci sono ponti, però uno dice, però non mi sento di prenotare, oppure prenoto per accaparrarmi e già sognare un weekend almeno al mare, eccetera, non perdo i soldi. Esatto. Quindi voi in qualche modo garantite in questo senso? Certo, sì, esatto. Bisogna, come si fa a sapere qual è il gruppo di strutture di ricettività che aderisce oppure no? Questo bisogna chiamare individualmente? Esatto, sì. Attraverso chiamare la struttura o scrivere anche una semplice mail e poi chiedere, insomma, questa possibilità. Questo è anche importante perché effettivamente... Sì, deve essere rilasciata una dicitura. Nella dicitura viene scritto: in caso di blocco alla circolazione dei cittadini causa Covid, la caparra viene restituita per il totale. Quindi qualcosa attinente al Covid? Sì, esatto. Sì, che questa è la formula che fa garantire al turista il rimborso totale della prenotazione. Esatto. E questa è una garanzia che diamo noi. Deve essere appunto giustificato dai motivi appunto che si diceva prima. No, assolutamente, questo è molto interessante. Perché tanti clienti ci chiamano, ci dicono, e se nella stagione, supponiamo, magari decidono di chiudere un po', limitare un po' la circolazione, come si fa? Nessun problema. Con queste strutture e anche con le altre che andiamo a lavorare, c'è la caparra, la restituzione garantita. Che cosa deve aggiungere qualche cosa, dottoressa, a questo riguardo? No, anche sul portale di www.chioggialidi, anche lì verrà messo le strutture che decideranno di partecipare a questa cosa, perché poi anche quello è libero, ci sono strutture che aderiscono, altre no, però giustamente il cliente si va a vedere la lista senza chiamare tutti gli alberghi uno per uno e vede chi partecipa e chi no. Si può fare anche prenotazione online tramite il portale della Lidi. Anche col portale si possono fare le prenotazioni online direttamente sul template. Tu vai sul template della Lidi, sul portale, poi ti colleghi in automatico sull'albergo e ti prenoti in automatico. Voi il vostro consorzio, magari forse più competente la dottoressa, adesso non so, mi rispondete voi, io mi rivolgo a lei, pensando a marketing, comprendete hotel, bed and breakfast, appartamenti, cioè com'è la cosa, oppure ci sono i privati, come funziona un po'? Noi abbiamo un po' di tutto, abbiamo alberghi, bed and breakfast, scusate, campeggi, residence, holiday house, tutte le strutture ricettive del territorio. E in genere che cosa viene scelto? Gli italiani che cosa seguono? Gli italiani scelgono ancora gli hotel, vogliono andare comodi. Sì, vogliono andare servito e riverito. Assolutamente. Sì, vuole stare tranquillo, non avere... Però dopo ognuno poi è libero di scegliere, insomma, certo. Quello... Alla luce dell'esperienza della scorsa stagione, vicepresidente oppure presidente, che cosa pensate di correggere come tiro? Cioè, avendo visto il tipo di flusso diverso naturalmente per numero, tipologia di persone, perché poi è mancato un certo tipo di turismo, quindi l'offerta in che cosa la pensate di modificare, oppure se invece è andato tutto bene la tenete così? Insomma, i dati che sono stati inviati un po' anche dall'Istat hanno comunque visto un grande afflusso soprattutto di veneti, al momento che comunque erano chiuse anche un po', diciamo, tra virgolette chiuse le frontiere anche con gli altri paesi e anche un po' le regioni, abbiamo visto un'affluenza di veneti. Noi andremo a riproporre l'offerta che era presente anche negli anni precedenti, cercando di andare anche ad integrare soprattutto l'aspetto dal punto di vista di promozione.
perché è quello che stiamo cercando di fare quest'anno per cercare di attirare catturare maggiore tutti coloro che clientela. non... Esatto. Non abbiamo, la stagione scorsa è stato un po' un problema per tutte le località balneari, anche turistiche, anche montane. Per cui ecco, abbiamo comunque riscosso una buona risposta, e quindi penso che andremo solamente a integrare, al di là dal punto di vista della sicurezza che accennavo prima, soprattutto anche per qualcosa che venga a coinvolgere la promozione del territorio. Assolutamente, quello che si diceva, no? La scoperta, lo diceva anche lei, la scoperta dei territori, l'accompagnare, far vedere cose nuove, perché le persone poi tornano alla stessa località, però hanno sempre l'aspettativa di emozionarsi, no? Sì, e quindi come emozionare il turista? Sì, portandolo sui luoghi, spiegando veramente cosa c'è, facendolo toccare anche con mano, vedere con occhi quello che veramente la nostra città offre. Perché Esperienze. L'esperienza magari del pescato, quello che viene pescato, il famoso viene mercato cucinato, che c'è, sì. il mercato del pesce di Chioggia. Sì, basta anche andare a fare la passeggiata sul mercato del pesce, uno si innamora, e quando parte, perché i clienti fanno così, si fanno una bella scorta di pesce e se lo portano a casa. Quindi munirsi di un frigo portatile. Sì, frigo da viaggio, esatto, così si arriva a casa, si mette via e ce l'hanno per un po'. Questo è anche molto importante. Presidente, lei un po' così chiudendo, tirando un po' le fila di tante situazioni che si sono verificate, progetti che avete in essere. Lei aveva accennato a una cosa importante, la viabilità. Questo è un tallone d'Achille incredibile per fruire nei periodi migliori di questo territorio. Qual è la situazione? Sì, noi siamo convinti, la situazione adesso è drammatica come collegamenti, purtroppo, ma è tutta l'Italia, specialmente la parte nostra della Laguna Sud, che siamo rimasti ancora con le strade quando avevamo i cavalli coi calessi. Poche parole sono Ma lì non rimaste... si può intervenire, non c'è possibilità? Si può intervenire utilizzando dei sistemi, diciamo, che ci dà la possibilità a livello di comunità europea, di Unione Europea, perché le infrastrutture hanno un costo incredibile. Si può intervenire, ma si deve intervenire anche come macroarea, non più come singola località, ma come un contesto di un'area. Per quello che noi puntiamo tanto al distretto del turismo, i distretti turistici, perché ci darebbe questa possibilità di migliorare la nostra viabilità. Alcune proposte le abbiamo fatte tramite i consiglieri nostri regionali, perché la città di Chioggia ha espresso dei bravi consiglieri a livello regionale. Stiamo facendo pressione su di loro perché ci diano questa possibilità di inserire dentro il piano strategico regionale della viabilità Chioggia e delle infrastrutture per noi. Sembra che ci sia nell'area un potenziamento della ferrovia, e questo sarebbe molto... non c'è la ferrovia, peraltro. Non abbiamo neanche la ferrovia. È una cosa incredibile questa è una cosa veramente incredibile. Cioè non si può... E speriamo che la pressione che facciamo ai nostri consiglieri regionali ci porti un ritorno, diciamo, non è che chiediamo tanto, chiediamo essere alla pari delle altre località venete, insomma, del Veneto orientale. Insomma. Abbiamo dimenticato di menzionare Pellestrina. Pellestrina è un gioiello, rientra dentro sempre alla famosa, scusatemi se ve la faccio vedere ogni volta, la nostra Fidelity Card, rientra dentro anche Pellestrina, perché i collegamenti che facciamo con Pellestrina, che sono fatti da motonavi chioggiotte, oltre che la CTV, sono convenzionati con noi, sì che i nostri clienti, come diceva la dottoressa Natta, presidente del consorzio, che tramite il Conscious e tramite la Fidelity riusciamo a organizzare questi trasporti anche con la scontistica, e Pellestrina è in rete con noi. Che è un'isola straordinaria. È un'isola straordinaria. Coccola, ci sono bellissimi ristorantini. Io credo che i pellestrinotti, li chiamo pellestrinotti, ma si sentono forse più chioggiotti che veneziani, mantenendo la loro unicità perché sono delle persone meravigliose, ma loro sono più a Chioggia che a Venezia, Pellestrina, noi siamo il loro passaggio. E con loro vogliamo collaborare e portare anche delle cose nuove fatte bene. Ecco, come che una cosa voglio dire, anticipare qualcosa di molto interessante. Il Mose di Venezia, chiamiamo Mose di Venezia, ma il Mose di Chioggia, delle bocche di porto di Chioggia, ha dei cassoni sotto che possono essere percorsi dalle persone e che noi stiamo insistendo perché possa diventare un passaggio pedonale tra Chioggia e Pellestrina, passando sotto le bocche di porto. Sarebbe una cosa, se in sicurezza... Con le biciclette anche. Ah, beh, sarebbe bellissimo, straordinario, bellissimo, molto interessante. Perché sotto c'è proprio il passaggio.
Allora, auspicando che ci possa essere anche questa ulteriore opportunità che aprirebbe nuove visioni, nuovi orizzonti, io vi ringrazio che ci avete fatto immergere in questa straordinaria realtà che peraltro è molto vicina anche e fruibile, traffico permettendo, ma insomma basta organizzarsi strategicamente, si riesce ad arrivare. Naturalmente io adesso vi congedo, vi lascio, invece i nostri telespettatori restate con noi. Dopo la pubblicità c'è il nostro approfondimento come sempre con la finanza e con l'economia. Tra poco.